Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Operazione Cerbero, decapitato il clan dei Cursoti milanesi, ordinanze per 21. L'inchiesta nata da una faida interna e dalla denuncia di un imprenditore taglieggiato. La figlia di Totò Riina, Maria Concetta, indagata per estorsione per il Tribunale del Riesame, può essere arrestata. Ad Escava Online bambine di 9 e 10 anni, dietro l'arresto di un uomo di Viterbo, la denuncia di alcuni genitori di Catania. Anziani immobilizzati a letto alla sedia a rotelle, umiliati e maltrattati, arrestati i responsabili di una casa di riposo di San Cataldo. Strage di Monreale 2 mesi dopo, il padre di una delle vittime della sparatoria, abbandonati dalle istituzioni. Il nuovo rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti, punta a far rimanere gli studenti nell'isola. Aboliremo, annuncia, le tasse del primo anno. Mario Biondi inaugura a Brucoli un festival dedicato alla musica degli anni '80. Ogni epoca ha qualcosa di indimenticabile. Calcio, tifosi rosanero elettrizzati dall'arrivo del nuovo allenatore Pippo Inzaghi. Mosse di calciomercato per Catania e Trapani. A Catania i carabinieri smantellano il clan dei Cursoti milanesi, 21 gli arresti, la svolta alle indagini nata da una faida interna e dalla denuncia di un imprenditore taglieggiato. Tonino De Mana. Maria Concetta Riina, la figlia del boss sanguinario Totò Riina, potrà essere arrestata. Il Tribunale del Riesame ha accolto l'appello della Procura, ritenendo fondato il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione del reato e sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati agli indagati e dell'aggravante del metodo mafioso. La figlia del capo dei capi dei Corleonesi è accusata insieme al marito di estorsione dalla Procura di Firenze per fatti che risalgono allo scorso anno. Maria Concetta Riina e Antonio Ciavarello, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del ROS diretti dalla DDA di Firenze, avrebbero inviato pressanti e minacciose richieste di denaro a 2 imprenditori, uno dei quali alla fine avrebbe pagato. I carabinieri hanno ricostruito le fasi della richiesta di denaro, che avrebbe sortito l'effetto voluto, tanto da costringere uno dei 2 imprenditori a consegnare all'indagata proprio la somma di denaro richiesta. Ciavarello, nonostante fosse in quel periodo rinchiuso in un penitenziario, sarebbe riuscito a inviare con un cellulare messaggi ai 2 imprenditori con la richiesta di denaro e poi avrebbe inviato messaggi anche alla moglie incaricandola di riscuotere. Il reato si sarebbe concretizzato con il pagamento da parte di uno dei 2. La procura aveva chiesto l'arresto della donna, ma la richiesta era stata respinta dal GIP. Ora il Tribunale del Riesame ribalta quella decisione e conferma i gravi indizi e il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. La procura potrà dunque disporre l'arresto della Riina. Evidentemente questo è il servizio sull'inchiesta che coinvolge la figlia di Totò Riina, un'inchiesta, emergono altri dettagli, che avrebbe visto come presunte vittime dell'estorsione un imprenditore del Senese costretto a dare una cesta di generi alimentari e 1.000 euro ed una tentata estorsione ai danni di un altro imprenditore toscano. 3 messaggi che sarebbero stati inviati alle presunte vittime. La donna avrebbe anche scritto: "Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano". E veniamo adesso invece all'operazione che ha decapitato il clan dei Cursoti milanesi, 21 gli arresti, la svolta nata dalla denuncia fra l'altro di un imprenditore taglieggiato. 11 province coinvolte, 21 arresti, assalti in discoteca utilizzando anche 50 persone, oltre 200 carabinieri impegnati. Sono i numeri dell'operazione Cerbero che ha smantellato il clan dei Cursoti milanesi, storicamente radicato a Catania, ma con ramificazioni di interessi illeciti in tutta Italia. Una faida interna per il potere, con gruppi contrapposti a sfidarsi e scontrarsi in una discoteca del porto di Catania, ha messo sulla strada giusta gli investigatori. Nel momento in cui vi sono delle fibrillazioni, vi è anche la necessità di muoversi sul territorio, vi è anche la necessità di portare con sé le armi e questo consente un intervento più agevole da parte delle forze di polizia. Una feroce lotta innescata dalla morte nel dicembre 2020 dello storico capo Rosario Pitarà, da qui la corsa per cercare di ottenere la leadership e quindi il controllo del territorio. Fondamentale si è rivelata la denuncia di un imprenditore. Posso dire che nel 100% dei casi l'imprenditore che fa una denuncia vera, ovviamente, è chiaro, se fa una denuncia per estorsione, avrà sicuramente un immediato o comunque un riscontro alla sua denuncia, perché innanzitutto noi prendiamo atto del fatto che chi si espone a un pericolo
difficilmente viene a raccontarci delle frottole. E poi perché è agevole riscontrare queste sue dichiarazioni. C'è una mafia armata e pericolosa, come rivela il comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, Salvatore Altavilla. Disporre di armi significa poterne fare uso alla bisogna, ma significa anche evidenziare il dominio e lo strapotere criminale su un territorio. I carabinieri hanno sequestrato armi da fuoco, ingenti quantitativi di droga e 176 banconote da 20 euro false. Giochi pericolosi in chat, un uomo da una parte e bimbe di 9 e 10 anni dall'altra. Per fortuna se ne sono accorti i genitori, 2 coppie di Catania. Orazio Longo. Una decina e forse di più i minorenni adescati. Un 44enne della provincia di Viterbo, nel Lazio, è stato arrestato a seguito delle indagini svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania per i reati di adescamento di minori e produzione e detenzione di pornografia minorile. Le indagini erano state avviate dopo le denunce presentate da 2 coppie di genitori residenti nel capoluogo etneo, le cui figlie di 9 e 10 anni erano state contattate su una chat da uno sconosciuto che era riuscito a coinvolgerle in argomenti di natura sessuale, inviando loro foto e video espliciti e istigandole a compiere videochiamate. Effettuata una perquisizione personale e informatica nei confronti dell'indagato, si è potuta accertare non solo la sussistenza dei gravi indizi per i delitti commessi sulle 2 minori, ma sarebbe emerso un grave quadro indiziario relativo al fatto che l'indagato aveva intrattenuto conversazioni in chat con almeno una decina di altri utenti, detenendo materiale pedopornografico da lui stesso prodotto mediante l'induzione delle minori a compiere atti sessuali online. Inoltre, in un altro servizio di chat poco conosciuto, dialogando con un altro utente, ammetteva la sua attrazione sessuale verso i minori tra i 9 e i 15 anni. Alla domanda dell'interlocutore se avesse provato, rispondeva di sì. A sostegno del loro esposto, i genitori delle 2 vittime hanno consegnato alla polizia postale gli smartphone delle bambine. Sono in corso approfondimenti investigativi per accertare eventuali altri minori vittime di adescamento. Arrivavano a legarli col nastro adesivo a sedie a rotelle o a letto, l'ultimo dei maltrattamenti subiti dagli ospiti di una casa di riposo di San Cataldo. Rita Cinardi. Anziani presi a calci, schiaffeggiati e strattonati a terra. Le immagini dei carabinieri prodotte nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto di 3 persone della casa di riposo Villa Serena di San Cataldo mostrano un quadro in cui maltrattamenti ai danni degli ospiti erano all'ordine del giorno. Le attività investigative coordinate dal pool violenza di genere e domestica della procura di Caltanissetta hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine a gravissime condotte di maltrattamenti e sequestri di persona nei confronti degli anziani ospiti e di esercizio abusivo della professione. Gli anziani, così come emerso dalle videoriprese e dalle intercettazioni ambientali, sarebbero stati vessati, umiliati e maltrattati da parte dell'amministratrice della struttura e di 2 collaboratori. In alcune circostanze gli ospiti più fragili sarebbero stati immobilizzati e letti con mezzi di contenimento, legati con cinghie o con nastro adesivo alle sedie a rotelle che impedivano loro qualsiasi tipo di movimento. Nelle immagini è emerso anche come anziani particolarmente agitati venivano tenuti fermi con le ginocchia dagli operatori, così come altri venivano scaraventati a terra davanti agli occhi spaventati di altri ospiti che forse per paura o perché troppo deboli fisicamente non accennavano a una minima reazione. Appena 6 mesi fa, sempre a Caltanissetta, era stata sequestrata una casa di riposo e 9 persone erano state arrestate dai carabinieri, anche in quel caso con l'accusa di maltrattamenti e sequestro ai danni dei poveri anziani della struttura. A 2 mesi dalla strage di Monreale parla ai nostri microfoni il papà di una delle 3 vittime. Sentiamo Marco Gullà. Il rintocco delle campane riporta quella tragica notte del 27 aprile. 2 mesi sono trascorsi dalla strage di Monreale e sono ancora tanti i punti oscuri da chiarire. La cittadina normanna prova a reagire, ad andare avanti. I turisti passeggiano proprio in via d'Acquisto, teatro della strage. In molti non sanno cosa è successo su questa strada proprio 2 mesi fa. Lo sa bene, purtroppo, il papà di Andrea Miceli, una delle 3 vittime assieme a Massimo Pirozzo e Salvo Turdo. Il padre del giovane ucciso chiede giustizia. Che sia fatta giustizia quella giusta, solo questo chiediamo. Anche perché le indagini non sono concluse e questo comunque vi supporta ad andare avanti. Sì, quello senza ombra di dubbio, perché diciamo che la giustizia, diciamo, i carabinieri stanno facendo il suo percorso e che è giusto che sia così. E poi vorremmo un po' di vigilanza anche da parte dell'istituzione che non si sono fatti presenti su nulla cosa.
La comunità è ancora sotto shock. I nomi dei 3 ragazzi risuonano nei racconti degli amici, nei post sui social, nelle preghiere sussurrate ogni sera da chi li ha amati. Ancora tanto dolore, tanta tristezza e tante domande, tanti punti interrogativi. Le famiglie ancora, per gran dolore vanno al cimitero. Ogni giorno. Perché il fatto che non c'è più il figlio. Ogni giorno. Ogni giorno. Monreale sta cercando di rialzarsi, di andare avanti. Ci sta provando. Un cerchio ancora non chiuso. Le indagini proseguono per individuare chi ha partecipato alla rissa, culminata poi con la sparatoria. In questo momento in manette sono finiti 3 ragazzi del quartiere Zen, ma molti testimoni hanno riferito che in quella tragica notte erano molti di più ad aver partecipato alla violenza. Morire a 17 anni in un incidente con lo scooter è successo a Messina. Francesco Triolo. I segni sull'asfalto sono ancora evidenti, una strada maledetta, la via Garibaldi a Messina, teatro di diversi incidenti gravi, anche mortali. Nella notte alle 3:30 il tragico impatto che è costato la vita ad un 17enne, l'incrocio è quello con la via Cicala, uno dei più pericolosi. Gabriele Cavò, che con il suo scooter stava percorrendo la strada in direzione sud, si è scontrato con una Smart sulla quale viaggiava una coppia di ragazzi. Impatto violentissimo e fatale. I 2 mezzi sono finiti sul marciapiede, centrando anche un'auto in sosta. Per il 17enne non c'è stato nulla da fare, è morto durante il tragitto verso l'ospedale. Indagini sono ancora in corso per accertare esatta dinamica e al vaglio ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, quelle comunali e quelle delle attività commerciali. Stamattina davanti al luogo dell'incidente c'erano gli amici, tanti e in lacrime, di Gabriele. La sua foto e dei fiori per ricordarlo. Aveva lasciato la scuola, faceva il manovale, si impegnava dalla mattina alla sera. Oggi non avrebbe lavorato e quindi si era intrattenuto un po' di più con gli amici. Tifosissimo del Messina, quando poteva lo seguiva anche in trasferta. Per tutti era Corallino, sarai sempre nei nostri cuori, c'è scritto nel cartello appeso dagli amici. Il professore Enrico Foti è il nuovo rettore dell'Università di Catania e per evitare la fuga dei cervelli annuncia l'abolizione delle tasse del primo anno. Lo ha sentito Desiree Ferlito. Continua purtroppo la fuga di cervelli dalle nostre università. Come attrarre gli studenti e convincerli a rimanere nella nostra città? Cambiando un po' la narrazione, non credo sia più necessario andare fuori per studiare e per poter più facilmente lavorare, trovare un lavoro fuori. Infatti il motto del mio programma è studiare e lavorare in Sicilia. Per fare questo dobbiamo un po' cambiare il nostro paradigma formativo, non dobbiamo solo trasferire conoscenze ma anche competenze. Quali sono appunto i ruoli degli atenei nel promuovere appunto l'occupazione giovanile? Ma chiaramente noi abbiamo alcuni strumenti, per esempio i master, che sono dei percorsi formativi che vengono progettati insieme alle aziende e comunque al tessuto produttivo, quindi chiaramente dobbiamo fare uso di questi strumenti da un lato e dall'altro interagire col mondo produttivo attraverso quella che noi chiamiamo la terza missione, cioè mettere a disposizione quelle che sono le enormi competenze all'interno dell'università per favorire la crescita del tessuto produttivo. Le novità di questo progetto? La prima scommessa la facciamo noi, rinunciando alle tasse dell'immatricolazione, quindi diremo ai ragazzi dal prossimo anno che non pagheranno le tasse del primo anno di immatricolazione e non pagheranno neanche quelle del secondo e terzo anno, però in quel caso sulla base del merito, devono anche loro metterci il loro impegno sulla base di una media adeguata e dandosi tutti gli esami che sono previsti nei loro corsi. 45 anni fa la strage di Ustica, una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro paese. Ricorda oggi il capo dello Stato, Mattarella. La Repubblica ha detto ancora non abbandona la ricerca della verità e il bisogno di giustizia. Nel 1980 un DC-9 dell'Italia precipitò vicino all'isola siciliana, morirono tutte le 81 persone a bordo. Una strage che sembra destinata a restare senza colpevoli. La Procura di Roma ha chiesto al GIP l'archiviazione dell'ultima inchiesta. Per i PM lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata esclusa la pista della bomba esplosa a bordo. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi torniamo per parlare del gran caldo, l'anticiclone Pluto che sta infuocando anche la Sicilia.
L'autorità giudiziaria di Vienna ha deciso che non verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la 24enne palermitana morta precipitando dal balcone dell'alloggio dove viveva a Vienna. Per la polizia austriaca si tratta di suicidio nonostante i tanti dubbi dei familiari. E veniamo adesso all'anticiclone Pluto che sta infuocando la Sicilia. Sentiamo Francesco Aloi. In Sicilia c'è caldo e non se ne può più. Se soffrite il caldo, fate un bel respiro e munitevi di tanta pazienza. L'anticiclone Pluto sta portando le colonnine su in tutta Italia e la Sicilia è tra le regioni dove si registrano i picchi più alti. Qui siamo a Siracusa. Per noi è già una normalità. Non c'è... dobbiamo sopportare. Il sole è talmente cocente che si preferisce camminare all'ombra. Sicuramente vince l'ombra. Per ora, anche perché il sole è abbastanza bruciante, quindi è meglio un po' di ombra, è più rinfrescante. Palermo e Catania oggi sono da bollino arancione, ma non va meglio nelle altre province. Nell'entroterra le temperature più alte, con picchi anche al di sopra dei 40 gradi. Vengo a Torino, ma anche là fa tanto caldo, quindi non cambia niente. Caldo là e caldo qua. Arriviamo da Roma. E il caldo, che caldo è questo? Peggiore di quello che c'è a Roma comunque. Per gli esperti del CNR-LAM, l'anticiclone che arriva dal Nord Africa si farà sentire almeno fino alla metà di luglio, ma si sa, il caldo difficilmente andrà via. D'altronde siamo in estate. Se potete, quindi andate al mare. La temperatura dell'acqua adesso si aggira attorno ai 25 gradi. Se non potete, prendete qualche minuto per gustare una buona e soprattutto fresca granita. Ma ci vuole anche la brioche rigorosamente col tuppo. Assolutamente sì, col tuppo, siciliana vera. In estate la musica si trasforma in volano per il turismo. A Brucoli 3 giorni di un festival con alcune delle icone della scena anni 80. Dopo Mario Biondi stasera tocca a Matt Bianco. Sentiamo Eva Spampinato. In estate in Sicilia non ci sono solo le bellezze naturali e culinarie a fare da forte richiamo turistico. Al sole, ai monumenti e all'affascinante storia del nostro territorio si unisce un altro ingrediente che diventa ponte tra cultura e turismo: la musica. Voglio augurarmi soprattutto che possa essere un momento da ricordare per un turista, quindi viene, vede un posto meraviglioso, si gode i nostri panorami, il nostro mare, la nostra gente che è così tanto accogliente e vive anche un momento, una serata musicale che magari non ha occasione di vivere in altri posti. E quando le sonorità internazionali e le atmosfere sono quelle degli anni '80, il gioco è fatto, anzi il festival. Gli anni '80 sicuramente fanno parte della mia vita, della mia storia di vita, tant'è che ci sono artisti come Matt Bianco che non vedo l'ora di incontrare perché insomma era uno di quegli artisti che seguivo tantissimo. Credo che comunque ogni anno, ogni stagione, ogni periodo abbia avuto i suoi momenti belli da ricordare. Sotto la direzione artistica del noto DJ Nick the Nightfly, a Brucoli, Siracusa, il Mosaic Festival propone un'esperienza immersiva che unisce concerti d'autore a percorsi di scoperta del territorio, attirando per 3 giorni un pubblico internazionale. La memoria musicale di un'epoca è il fascino eterno della Sicilia, un connubio perfetto che punta a rilanciare il turismo attraverso l'arte. La musica dunque diventa occasione per viaggiare non solo fisicamente ma anche nel tempo. In scena nomi iconici come Mario Biondi, questa sera Matt Bianco, domenica Gli Incognito.
Si rafforza la tendenza dei viaggi mordi e fuggi. Oggi a Sicilia 24 Focus si parlerà della Sicilia e dei luoghi da conoscere in pochi giorni, ma anche degli ultimi casi di truffa delle agenzie di viaggio, con i consigli per mettersi al riparo. Con Roberta Lunghi, Ruggero Sardo, conduttore di Isola Verde, e Carmelo Calì, vicepresidente nazionale di Confconsumatori. In onda dopo il TG alle 14.30, in streaming su siciliaweb.it. Vostri messaggi al 342 745 5005. Ci fermiamo e poi torniamo con la pagina sportiva. I tifosi del Palermo galvanizzati dall'arrivo del nuovo allenatore Pippo Inzaghi. Sentiamo Marco Gullà. Pace fatta con i tifosi, il Palermo è pronto a ripartire grazie all'entusiasmo riportato da Pippo Inzaghi. I 2000 tifosi al Barbera per accogliere Super Pippo sono un segnale di riavvicinamento ai rosanero dopo l'amaro finale della passata stagione. Inzaghi in sala stampa ha più volte sottolineato di essere pronto a questa grande sfida. No, non parliamo più di obiettivi, io voglio che questa squadra faccia il massimo delle sue potenzialità. Secondo me, se questa squadra farà il massimo delle sue potenzialità, arriverà dove tutti sogniamo. Però ci sarà da faticare tanto, non pensiamo, tutti saranno felici di batterci, ma dovrà diventare difficile per gli altri batterci, questo è il nostro obiettivo. Mercato ormai fatta per Augello e Palumbo, prossima settimana l'ufficialità, ma il DS Osti lavora per consegnare ad Inzaghi una squadra già quasi pronta in vista del ritiro. I rosanero stanno monitorando con attenzione la trattativa tra Edoardo Goldaniga e il Como riguardo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, valutando al contempo ulteriori opzioni. Tra i profili seguiti figurano Alessandro Marcandalli, di proprietà del Genoa, e Andrea Giorgini del Sud Tirol. E vediamo tutte le mosse di calciomercato con Francesco Triolo. Primo passo, le cessioni. Il calciomercato del Catania parte da questa priorità, anche scontata, considerato il numero di giocatori sotto contratto con il club rossa-azzurro. Ma per iniziare ad operare occorre che entrino ufficialmente in carica i nuovi dirigenti. Insomma, dal 1 luglio si può ingranare la marcia. Nel frattempo si scaldano i motori, una ventina gli esuberi, soprattutto giocatori che già lo scorso anno non erano in gruppo. A Chiarella, Bocic, Silvestri potrebbe essere concessa una chance inizialmente, difficile per Marsura, Costantino, Peralta, D'André e Popovic, così come per alcuni che lo scorso anno invece facevano parte della rosa, Gega, Gruberini, De Rose, Montalto ad esempio. Poi c'è da verificare la posizione di Cianci, ancora non risulterebbe il riscatto della Ternana, alle prese con altri problemi in questi giorni, e di Cicerelli. Si va invece verso la cessione di Castellini al Mantova in Serie B. Il calciatore, che ha vinto il torneo cadetto col Pisa, è tornato alla base, per lui formula con obbligo di riscatto al verificarsi in determinate condizioni, e così il Catania continua a valorizzare un elemento giovane di proprietà. Sarà rivoluzione tecnica anche a Siracusa, ma con una certezza: Marco Turati continuerà lui ad essere l'allenatore degli azzurri, forte di altri 2 anni di contratto, ma sui quali si sta già pensando di riportarli a 3. In uscita Maggio alla Scafatese, che cerca anche Baldan. A gestire le operazioni di mercato potrebbe essere Antonello Laneri, in pole in questo momento per il ruolo di direttore sportivo. Tornando alla Ternana, difficile che possa rinnovare col centrocampista Kes De Boer, e il cui contratto scade il 30 giugno. Tra le pretendenti c'è il Pescara, ma sul gioiellino olandese si è fiondato il Trapani, che è ad un passo anche dal terzino sinistro Maxime Giron, dal centrocampista Mattia Vitale e dall'attaccante Franco Ferrari. Vi lascio adesso al nostro Focus condotto da Roberta Lunghi. Grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.